Via Gaggion Alto a Varrovina è chiusa ormai da 15 giorni, da quando il terreno è paurosamente franato a causa della violenta ondata di maltempo che si è abbattuta sulla fascia collinare marosticense e bassanese. Era da paura, poi giovedì scorso ne ha fatto altrettanta, era ancora più spaventoso perché avevo paura che venisse anche il resto. I residenti e il ristorante Ostrica Ubriaca dallo scorso 21 maggio sono ostaggi della frana. Per raggiungere Varrovina devono scendere fino a San Michele e poi risalire. Mentre per i clienti del locale arrivare a cena può diventare una vera e propria odissea. Qualcuno è passato dal comune, c'è chi si è mosso effettivamente per, per velocizzare i lavori, però al momento la condizione è questa. Se vogliamo andare giù a Varrovina, appunto, anche per portare la mattina il bimbo, dobbiamo fare il giro dell'Oca e niente, al momento ci hanno detto di aspettare. Chi si avventura da Varrovina si ritrova ovviamente la frana davanti, non riesce a ritrovare facilmente poi la strada per il nostro locale. In questa zona internet è un po' debole, quindi anche la navigazione può dare difficoltà, ecco, durante il tragitto e reimpostare la strada. Le autorizzazioni per la rimozione della frana non sarebbero ancora arrivate. I cittadini si aspettano che la strada venga riaperta al più presto, ma allo stesso tempo chiedono anche la messa in sicurezza della zona. Una volta che piove hai il terrore che succeda qualcosa, perché questo in 50 passa anni non l'avevo mai visto. A distanza di non molti anni è la seconda frana e sarebbe un po' un problema se dovesse franare esattamente davanti a casa. Chiaramente creerebbe anche dei danni abbastanza consistenti, ecco.